referendum è la nostra patria. E qui i nostri vecchi, i nostri avi hanno creato il futuro anche dell'Italia. Territorio della Repubblica Veneta autodeterminato, ma che significa? Che va oltre l'autonomia, è qualcosa meno dell'indipendenza, ma comunque comincia a creare quell'humus nel popolo che devono autodeterminarsi. È stato proprio lo Stato italiano che ha tentato di toglierci la libertà, e questo è il fatto. Lui è Antonio, imprenditore veneto, e da sempre sogna l'autonomia, ma è arrivata nonostante il referendum. Ma a sognare l'indipendenza sono anche le nuove generazioni di imprenditori. Ma vi siete sentiti traditi dal fatto che l'autonomia, il referendum non è mai andato in porto realmente? Quello è un grande problema, perché se un popolo vota un referendum deve essere rispettato. Deve essere rispettato che il referendum deve praticamente, siamo in democrazia, quindi se il popolo ha votato va portato avanti. A raccogliere il malcontento è il neonato Partito dei Veneti. Per la prima volta tutti gli indipendentisti autonomisti si schierano contro la Lega. Abbiamo deciso che era il momento di lasciare da parte tutte le nostre problematiche e metterci tutti insieme a favore del popolo veneto. Ora la Lega Veneta non esiste più, esiste una Lega Salvini Premier, che è tutta un'altra cosa. Noi vogliamo riportare ad avere un movimento, un partito che rappresenti i veneti. Ormai i nemici della Lega loro hanno già fatto la presentazione del partito al Palageux di Padova, dove anche Salvini ha deciso di aprire la campagna elettorale. Qui alla manifestazione ci sono le bandiere della Lega, ma anche quelle della Repubblica Serenissima di San Marco, dove c'è scritto autonomia subito. Ma come mai non ha portato la bandiera della Lega? Questa è della Lega. Però la Lega ormai ha la bandiera Salvini Premier. La Lega nel Veneto è la Repubblica Serenissima che cerca la sua autonomia.